Medioevo a Valvasone, 35.000 visitatori nell'arco di 4 giornate. Un viaggio nel tempo tra sapori, odori, arti e sapori in uno dei borghi più belli d'Italia. La Razzani. Bambini all'assalto dell'antico maniero difeso dai genitori per conquistare il borgo della rievocazione in uno dei momenti più significativi della domenica medievale di Valvasone. Sono stati i più piccoli protagonisti di tanti degli appuntamenti dell'ultima giornata della manifestazione, che si è chiusa con un bilancio più che positivo. Abbiamo avuto, oltre alla presenza di 35.000 visitatori nell'arco di 4 giornate, una nota positiva è stata la prima serata del giovedì, dove abbiamo esposto un nuovo spettacolo che si chiama Fulgor Noctis, con una presenza di 3.000 visitatori e uno spettacolo con oltre 50 comparse e figuranti. È uno spettacolo di fuoco organizzato dal gruppo di Assisi. È uno spettacolo nuovissimo perché anche per loro è stata la prima volta che lo hanno rappresentato. Ci sono stati sputafuoco e anche il firmamento, cioè una colata di stelle. È emozionante, la parola giusta è proprio emozionante. In mattinata l'assedio degli invasori di Spilimbergo e la battaglia campale a rinnovare la storica rivalità fra i due borghi. Poi ancora i più piccoli si sono cimentati nella caccia ai mestieri, hanno preso fra le mani conigli e pulcini e partecipato ad attività tipiche dei lavori in campagna, come la pigiatura dell'uva e la mungitura. Per le vie del borgo costumi tradizionali e taverne aperte, oltre a tanti artigiani al lavoro e artisti impegnati a realizzare affreschi sotto gli occhi dei visitatori. Abbiamo riprodotto questo fregio trecentesco che fa parte di un sottarco che decora il sottarco del castello di Valvasone.